Troppi messaggi in chat per un ragazzino dodicenne, troppi e troppo spesso tra il pomeriggio e la sera. Si è accorta così una coppia bolognese che il proprio figlio era entrato in un giro di pedofili digitali. Tra questi anche un padovano di 24 anni che vive da qualche tempo nella città emiliana. Persona al di sopra di ogni sospetto, dedita al volontariato ma anche alla guida dei più piccoli con l'incarico di capo scout. Il giovane aveva una doppia identità via Facebook e WhatsApp. Qui era riuscito ad adescare i ragazzini con i quali cercava di combinare degli incontri a sfondo sessuale. Uno di questi sarebbe accaduto anche a Treviso, nella stanza di un undicenne del Montebellunese, che poi avrebbe raccontato tutto ai genitori e loro alla polizia, chiudendo un cerchio e le manette ai polsi del pedofilo padovano e di un complice di 48 anni di Taranto con precedenti per pornografia e abuso di minori. Solo le indagini verificheranno ciò che sospettano gli psicologi, ovvero che il 24enne sia stato a sua volta vittima di abusi, mentre lanciano semplici ma essenziali indicazioni ai genitori per prevenire prima di curare. Non si abbia paura di dare tanta fiducia, tanto affetto, ma anche dei sereni no ai nostri figli, per il loro bene e per la serenità di tutti. Dopodiché, quando un figlio nasconde il cellulare, lo gestisce in modo irrequieto, nervoso, lo tiene tra le ginocchia, non può stare senza, il genitore deve avere la libertà di intervenire, di correggere e di farsi aiutare anche da eventuali